Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. In questa prima edizione apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Escono di strada con la vettura e fanno un volo di 20 metri. Nonostante tutto questo, nonostante siano finiti in un torrente, gli occupanti del veicolo sono usciti sani e salvi, veri e propri miracolati. È andata bene quindi a un ragazzo e una ragazza che sono usciti incolumi da un incidente spettacolare. Lo vedete qui nelle foto. Quanto grave anche a Collina, nel comune di Forni a Volti. Sul posto, per risolvere il complesso intervento di soccorso e recupero persone, vigili del fuoco del comando di Udine, l'episodio è avvenuto alle 22:45 di ieri. La vettura, dopo l'uscita di strada, è finita a ruota all'aria in mezzo a un torrente. Raggiunto il mezzo, i vigili del fuoco hanno constatato che i due occupanti erano all'esterno già del veicolo, feriti ma coscienti. I vigili del fuoco hanno operato assieme al personale del soccorso alpino della Guardia di Finanza, al personale sanitario e volontari del soccorso alpino. Ora veniamo ai rincari delle bollette e anche le carenze delle materie prime che pesano sulle imprese del Friuli Venezia Giulia, a tal punto che nel mese di luglio, solo nel mese di luglio, sono state autorizzate 1.200.000 ore di cassa integrazione ed è il valore più alto registrato da febbraio. Un pessimo segnale per l'autunno, dice William Pezzetta, segretario regionale della CGIL. 1.200.000 ore tra cassa integrazione e FIS nel solo mese di luglio. E questo il dato che emerge in Friuli Venezia Giulia, una vera e propria impennata degli ammortizzatori sociali nella nostra regione, ancor più verticale visto che nei mesi scorsi i numeri erano l'80% più bassi rispetto al 2021. È un brutto segnale, una decisa inversione di tendenza rispetto al primo semestre di quest'anno. È un indicatore che in qualche maniera comincia a raccogliere purtroppo anche tutte le problematiche che stiamo vivendo in questo periodo qua, legate al costo dell'energia, al tema del gas, alla guerra e alla difficoltà di reperire anche componentistica, cosa che ha messo in difficoltà anche molte aziende. L'allarme che noi lanciamo è per quest'autunno, dove noi abbiamo molte aziende anche energivore e dove il tema del costo dell'energia, ma anche il tema proprio dell'inflazione con le ricadute su consumi, eccetera, può avere delle ricadute pesanti e il rischio è grosso. E il caro bollette pesa anche in un settore trainante, soprattutto in questa stagione estiva. Abbiamo visto anche i buoni dati di questi ultimi mesi sul turismo. C'è il rischio che ci siano chiusure anticipate delle strutture ricettive. A preoccupare infatti sono i rincari, con una media rispetto al 2019 del più 200, se non addirittura più 300%. Un salasso che sta mettendo in ginocchio interi settori, vanificando appunto il buon andamento stagionale. Servizio. Una vera e propria beffa dopo quella che può essere considerata come presenze la stagione turistica della ripresa. A preoccupare gli operatori di Lignano e Grado sono i rincari delle bollette della luce, con una media rispetto al 2019 che va dal 200 al 300%, un salasso che sta mettendo in ginocchio interi settori, vanificando il buon andamento stagionale. E il rischio è quello di una chiusura anticipata delle strutture e delle attività, mettendo così a repentaglio diversi posti di lavoro e vanificando gli sforzi fatti per la destagionalizzazione. A fronte di una stagione straordinaria, molte strutture ricettive hanno ricevuto da poco la bolletta di luglio, 3 volte superiore rispetto al 2019, commenta Enrico Guerin, presidente del Confcommercio Lignano. I costi energetici sono aumentati anche del 300% e a questi si aggiungono gli aumenti dei prezzi di acquisto delle materie prime. Dal canto nostro, evidenzia Guerin, per non pesare sulla clientela abbiamo evitato di riversare rincari sui prezzi applicati per i nostri servizi, per cui i costi dovranno essere ammortizzati unicamente dalle imprese. Secondo Martin Manera, presidente del consorzio Lignano Holiday, c'è il rischio di chiusura anticipata per le strutture ricettive più piccole, mentre quelle che fanno parte dell'asset principale punteranno sull'attrattività degli eventi di settembre. Identica al momento la situazione a Grado, dove gli operatori guardano con speranza e ottimismo al mese di settembre. Si attendono riscontri positivi in vista delle festività austriache, così da recuperare almeno in parte i costi delle bollette. Svaniscono invece i sogni di novembre. Le strutture, spiega Alessandro Lovato di Federalberghi Grado, non rimarranno aperte come ci si auspicava, troppo alte le spese da sostenere per provare ad allungare la stagione.
Un'ulteriore mazzata sulle spese sul portafoglio delle famiglie friulane potrebbe arrivare dalla decisione che si è avuta poche ore fa da parte della compagnia russa Gazprom di sospendere dal 31 agosto al 2 settembre le forniture di gas attraverso il Nord Stream. Ricordiamo che è il metanodotto che passa attraverso Tarvisio. La decisione è stata resa nosa per una questione di manutenzione. I flussi del Nord Stream sono già ridotti del 20% della capacità del gasdotto, il prezzo di chiusura si è assestato a 244,55 euro dopo aver battuto un ultimo prezzo di 257,4 più 6,8%, un andamento, quello del rialzo, che lascia presagire alla riapertura dei mercati lunedì nuovi rialzi per l'indice di riferimento del prezzo del gas europeo. La parentesi della sanità, il bollettino Covid, sono 766 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 4.579 nuovi tamponi effettuati tra molecolari e antigenici, 6 i decessi registrati, di cui 4 a Udine, 1 a Trieste e 1 a Pordenone. I ricoverati in terapia intensiva restano 5, mentre quelli in altri reparti scendono a 190. E ora voltiamo decisamente pagina. È iniziato ieri sera, dopo 2 anni di stop a causa della pandemia, il Palio di San Donato a Cividale. Grande festa di pubblico e grande attesa per il pomeriggio quando si correrà la corsa pedestre lungo la cittadina ducale. Sentiamo l'intervista al sindaco Bernardi. Palio di San Donato è la festa che dal 2000 abbiamo voluto creare proprio come festa della città. Nel 2019 abbiamo disputato le ultime gare, poi nel 2020-2021 abbiamo fatto solo un piccolo ricordo di quello che è il Palio, ovviamente in onore del nostro patrono che è San Donato. Partiamo alla grande, ieri un'affluenza di persone incredibili, quindi ci ha dato soddisfazione. Perché c'è il Palio? Perché ci sono le gare tra i borghi, quindi lungo tutto il percorso del centro storico, attraversando i nostri borghi, correranno e quindi ovviamente ci sarà il vincitore del borgo della gara pedestre. Poi ci saranno i tiri con l'arco e la balestra e poi tanti intrattenimenti musicali, tutto in un'atmosfera medievale. Dico sempre, ci caliamo in un palcoscenico medievale e noi cerchiamo di essere più vicini a quello che era il XIV secolo, quando venne decretato proprio la festa del Palio di San Donato a Cividale. E sempre a Cividale, passiamo allo sport, è iniziato il raduno della Web Gesteco, prima esperienza in A2 per la squadra di basket che non vuole giocare il ruolo di comprimario di Cenerentola. Anzi, sentiamo l'intervista. Siamo la cittadina con il più basso numero di abitanti in A2, però il nostro obiettivo è quello di consolidarci, è quello di salvarci al più presto, di regalare emozioni ancora a tutti i nostri tifosi della Marea Gialla che anche stamattina ci hanno abbracciato in numero davvero cospicuo. Qual è la vostra forza? Quale potrebbe essere il vostro punto di vantaggio? Sicuramente dobbiamo stringerci attorno a Coach Pilla e a fidarci del suo credo, del suo staff, è uno staff consolidato che ha dimostrato di poter far bene, è stato implementato nel corso dell'estate e anche Pepper l'ha dichiarato nel corso di un'intervista, la garanzia è Coach Pilla. La squadra è fatta, ci sono 9 giocatori veri, poi c'è il 10° Enrico Michalic, poi ci sono altri ragazzi tipo Marco Gasparini che giocherà in Serie C Silver con la Longobardi Cividale, che però si allenerà con la prima squadra, con la Serie A2 anche, poi ci sono i ragazzi del settore giovanile che faranno numero, come si dice in gergo. Come ci si sente ad affrontare questo primo campionato di Serie A2, portabandiera di questa piccola cittadina? Per ora sono molto tranquillo, con moltissima voglia di iniziare, sono molto curioso anche, credo come tutti i miei compagni, tutta la città, quindi ovviamente con aspettative alte, buone, però consapevoli che sarà molto difficile. Andate contro squadre blasonate, c'è Bologna per esempio. Andiamo contro squadre che hanno scritto la storia della pallacanestro italiana, siamo tutti consapevoli, noi vogliamo iniziare a scrivere anche noi la nostra parte.
Prima gara casalinga dell'Udinese, dopo la sconfitta contro il Milan, questo pomeriggio 18:30 contro la Salernitana. Saremo in diretta anche con Poltronissima a partire dalle ore 18. Andiamo a sentire le parole di mister Sottile in conferenza stampa. È stata una buona settimana di lavoro dove ci siamo confrontati con la squadra, con i ragazzi, sulle cose da migliorare, da fare meglio e perfezionare le cose secondo me che la squadra ha fatto bene anche a Milano, all'insegna del lavoro fisico, dell'intensità, per migliorare la condizione generale della rosa. Quindi sono contento di come la squadra ha svolto la settimana. Ci avviciniamo all'esordio casalingo con grande concentrazione, con grande determinazione, con grande voglia di fare principalmente una grande prestazione e poi cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra che conosciamo, una squadra rocciosa, una squadra solida che gioca un calcio molto pratico. Rispetteremo sicuramente la Salernitana come abbiamo rispettato il Milan, però dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare noi, ad attaccare come abbiamo provato, a difenderci come abbiamo provato e soprattutto alzare il ritmo, perché questa squadra ha a livello generale un motore incredibile e quindi abbiamo lavorato anche su questo, su essere molto più veloci sulla distribuzione del gioco, sulla verticalità, sull'attacco dello spazio. E dopo la sorpresa dello scorso 21 aprile in cui mister Nicola aveva fatto fare il risveglio muscolare ai propri giocatori in piazza 20 settembre nel cuore di Udine, oggi lo stesso allenatore con la piazza occupata dal mercato, lo potete vedere anche qui dalle nostre immagini appena riprese dalla nostra Monica Tosolini, ha fatto svolgere il riscaldamento alla squadra nella galleria Astra sotto l'albergo dove pernottano i campani. Un gesto apprezzato e anche che ha fatto incuriosire gli udinesi che, lo ricordiamo, non hanno avuto anche modo di salutare così il loro ex allenatore, in quanto, lo ricordiamo, Nicola per una stagione ha seduto sulla panchina dei bianconeri. Tra gli spettatori e i curiosi anche i tifosi stessi Granata che hanno chiesto autografi ai giocatori impegnati in palleggi e passaggi. E per il notiziario di pomeridiano è tutto, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione, ci vedremo alle 17:30 e poi collegamento alle 18 con Poltronissima per dare spazio all'Udinese, Udinese impegnata contro la Salernitana. Vi ringrazio, arrivederci.